Amici sportivi, siamo qui con Gabriele Exausa, man of the match della partita di oggi. Gabriele, ripercorriamo assieme a te come è stato il gol. Sì, stavamo pressando la squadra avversaria e nel retropassaggio sbagliato del difensore al portiere è stato un po' troppo corto e io ho anticipato il portiere e sono riuscito a segnare. Bene, abbiamo visto un Cartigliano molto determinato che è venuto qui a giocarsi a viso aperto la partita. Questo Cartigliano fa veramente sul serio qui. Sì, arrivavamo anche da un periodo cioè, con due pareggi e una sconfitta, ci tenevamo a vincere qua e quindi è stata un'ottima partita secondo me. Siamo qui con mister Alberto Facci. Alberto, una partita decisa da un episodio. Purtroppo un infortunio e, e niente, è andata così, due squadre che si sono equivalse, diciamo, in cui bella organizzazione direi per entrambe le squadre. Poi quell'infortunio purtroppo a 20 minuti alla fine è un po' condizionato, anche se avevamo avuto qualche occasione poi anche per pareggiarla, ma oggi è andata così. Un campionato che si conferma molto livellato e quindi tutti lì, il Cagliero perde in casa, il Vigasio pareggia, il Villafranca perde in casa e quindi giornata dopo giornata bisogna guardare la classifica. Insomma, lo sapevamo già ancora all'inizio, ecco, l'eccellenza è sempre stato un campionato in cui, forse eccetto l'ultimo anno o gli ultimi 2 anni, in cui c'erano già le due squadre che magari avevano qualcosina in più. Quest'anno mi sembra la sorpresa c'è ogni domenica, ecco. Oggi diciamo il nostro era uno scontro al vertice, prima e seconda, ecco. Forse il risultato più giusto, più equo era il pareggio 0-0, ma il calcio è fatto anche di episodi e di infortuni. Domenica si va a Valdagno per l'ultima di campionato. Noi che andiamo a Valdagno, oggi mi sembra che abbia Vinto 3-1. vinto 3-1, perciò squadra che diciamo nel mercato qua di riparazione si è mossa in modo importante e andiamo a chiudere la stagione e l'annata, ecco, che ci vede comunque protagonisti. Siamo qui con mister Ferronato, una vittoria molto molto importante, mister, quella di oggi. Noi sapevamo che venivamo in casa della capolista, quindi per noi aver vinto qui è motivo di grande soddisfazione, di grande orgoglio, perché siamo una piccola realtà che è da 2 anni in eccellenza e stare così in alto, diciamo, in un campionato del genere ci rende, diciamo, orgogliosi, ecco, di quello che stiamo facendo. Chiaramente è quasi finito il girone d'andata, sappiamo che abbiamo da giocarci un girone di ritorno contro squadre che si attrezzeranno e che sono già attrezzate per vincere. Noi cercheremo di, diciamo, l'obiettivo è quello di giocarci ogni partita, giocarcela, ecco, alla pari. Poi vediamo. Un campionato molto equilibrato, avete incontrato il Bardolino e il Valdagno, due pareggi, venite qua vincete e quindi come la vede lei il campionato? Ma noi col Bardolino e col Valdagno abbiamo disputato 2 ottimi primi tempi, non abbiamo chiuso la partita e queste squadre sono lì sotto ma lottano e hanno giocatori importanti e se non la chiudi rischi di pareggiarla come abbiamo fatto noi. Noi siamo venuti qua oggi contro una squadra che è prima in classifica, abbiamo giocato un buon primo tempo e anche un buon secondo tempo, chiaramente con delle difficoltà, ma abbiamo giocato con discreta personalità, sono contento soprattutto per questo. Mister, io vi faccio i complimenti per la prestazione, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Complimenti ancora. Grazie mille, crepi il lupo.